Italia, nuovo video della serie Real Time 4K. Oggi ci troviamo sull'autostrada Adriatica, autostrada A14 direzione nord. In questo momento lasciamo il chilometro 568, quindi chilometro 567. Siamo nei pressi di Foggia, circa un paio di chilometri dallo svincolo di Foggia zona industriale, e percorreremo appunto l'autostrada A14 tra Foggia e Pescara. Oggi è domenica 5 gennaio 2025, in questo momento sono le ore 12:29. Temperatura esterna 14 gradi, in avvicinamento uscita Foggia, zona industriale. Mentre transitiamo sul viadotto Cervaro 130 metri, Foggia incoronata Carapelle, Ortanova, Ordona e la zona industriale di Foggia raggiungibili dall'uscita Foggia. Zona industriale in questo momento sulla destra, autostrada Adriatica A14, chilometro 565. Percorreremo circa 170-180 km di autostrada Adriatica nel tratto tra Foggia e Pescara. Prossima uscita Foggia tra 10 km. Oggi giornata piuttosto soleggiata nel sud Italia, in questa zona d'Italia. Dovremmo incontrare buon tempo sino a Pescara, probabilmente inizierà a velarsi tra Molise e Abruzzo. Questo tratto dell'autostrada Adriatica che andremo a percorrere interessa 3 regioni: Regione Puglia, nella quale ci troviamo in questo momento, provincia di Foggia; Regione Molise, attraversata nella provincia di Campobasso, dove incontreremo l'uscita di Termoli, unico casello molisano, unico casello autostradale dell'intero Molise, per poi entrare in Regione Abruzzo, provincia di Chieti. Autostrada Adriatica, che è la seconda autostrada italiana per lunghezza, una lunghezza totale di 743 km. Il suo percorso completo da Bologna a Taranto, più precisamente dall'allacciamento con l'autostrada del Sole, poco dopo l'uscita di Valsamoggia, chilometro 188, lì inizia col bivio d'Italia l'autostrada Adriatica A14, che dopo 743 km arriva appunto a Taranto, allacciandosi con la strada statale 7 Appia. Lungo il suo percorso serve praticamente tutte le località, le principali località della Riviera Adriatica. Parte da Bologna, arriva a Imola, per poi passare da Faenza, Forlì, Cesena, arrivando quindi nel Riminese. Uscite di Rimini, poi Riccione, dopodiché l'uscita cattolica Gabice San Giovanni, a cavallo tra Emilia Romagna e Marche, per poi servire la Riviera Marchigiana, quindi da Pesaro Urbino, passando per Fano, Senigallia e arrivando quindi ad Ancona.
Dopodiché, proseguendo nella parte meridionale delle Marche, Loreto, Porto Recanati, Porto San Giorgio e Civitanova Marche, arrivando quindi a San Benedetto del Tronto. Dopodiché si passa a Regione Abruzzo, quindi provincia di Teramo, e attraverso l'uscita di Giulianova, Mosciano Sant'Angelo, Teramo, è possibile raggiungere poi l'autostrada A24. Attenzione, il pannello messaggio variabile segnala, ma ne ero già a conoscenza, 3 km di coda dopo Termoli per incidente. Speriamo che nel frattempo la coda vada in diminuzione. Dopodiché, dopo la zona di Teramo, raggiunge quindi Pescara, dove si allaccia poi all'autostrada A25. Dopo Pescara serve tutta la riviera meridionale dell'Abruzzo, Francavilla Mare, arrivando sino alla città di Vasto, dopodiché confine con Regione Molise, uscita di Termoli e poi confine con la Regione Puglia, per servire Lesina, Poggio Imperiale, quindi le località poi del Gargano, San Severo, Foggia, Cerignola. Si allaccia poi all'autostrada A16 ricevendo il traffico proveniente da Napoli. Si dirige verso poi Canosa, la provincia di Barletta, Andria, Trani, per poi arrivare al capoluogo pugliese, città di Bari. Deviare quindi il percorso verso sud e arrivare, dopo aver servito alcune località tra cui Gioia del Colle, Mottola, Castellaneta, sino all'ambito della città di Taranto, 743 km. Intanto siamo al chilometro 551, prossima area di servizio Gargano tra 10 km, prossima uscita San Severo tra poco più di 23 km. Tanto, come tutte le domeniche, autostrada occupata prevalentemente da guidatori della domenica, appunto. Oggi e domani sono giorni di controesodo, quindi si risale verso nord. Abbiamo questa bella Ford Puma impiantata in corsia di sorpasso, che si fa addirittura scorrere. Chilometro 550 lasciato in questo momento, sono 158 i chilometri che ci separano da Pescara Sud. Chilometri mancanti alla prossima uscita San Severo. Ricordo che sul canale è pubblicato l'intero percorso dell'autostrada A14 da Taranto a Bologna, quindi percorso completo in direzione nord, con segnaletica, filmato nel settembre del 2023, uno dei percorsi completi delle autostrade più lunghe del paese. Ricordo che sono editi anche i percorsi completi dell'autostrada del Sole in direzione nord da Napoli a Milano, dell'autostrada A4 in direzione est da Torino a Trieste, percorso completo dell'autostrada del Mediterraneo A2 Salerno-Reggio Calabria in entrambe le direzioni, e anche percorso completo dell'autostrada A22 del Brennero in entrambe le direzioni. Queste le 5 autostrade più lunghe d'Italia.
consiglio di andarvi a rivedere il percorso completo dell'autostrada A14 pubblicato con segnaletica e riservato per gli abbonati la versione real time del percorso completo dell'autostrada A14, quindi pubblicato per tutti con segnaletica in versione estesa real time, riservato agli abbonati del canale, che ringrazio come sempre per il loro preziosissimo supporto. Chilometri mancanti alla prossima uscita San Severo. Tanto siamo ormai arrivati all'area di servizio Gargano Est, area successiva 49 km. Gargano Est, in questo momento sulla destra. Tanto al momento sono 3 i rallentamenti segnalati lungo il percorso, il primo appunto in corrispondenza di Termoli, che non sembra diminuire. Secondo dopo Vasto Nord e il terzo nei pressi di Pescara Sud. Spero tanto che questa percorrenza non si trasformi in un calvario, mentre stiamo transitando nel chilometro 540. I chilometri mancanti a raggiungere Pescara Sud. Triolo, 150 metri, prossima area di servizio Torre Fantine, 44 km. strada A14 che
oggi si estende appunto da Bologna a Taranto, il cui tracciato fa parte in realtà di 3 progetti distinti concepiti in maniera distinta. Il primo, percorso effettivo dell'autostrada adriatica da Bologna a Canosa sino all'allacciamento con l'autostrada A16. Il secondo è il tratto Canosa-Bari, che originariamente faceva parte dell'autostrada A17 Napoli-Bari. Il terzo, il tratto Bari-Taranto, che è il tratto iniziale della mai realizzata autostrada ionica. Questi 3 tratti sono stati raggruppati insieme nel tracciato dell'autostrada A14 Adriatica. La vecchia autostrada A17 Napoli-Bari è stata ridenominata A16 Napoli-Canosa. Tanto la segnaletica preavviso dell'obbligo di dotazioni invernali a bordo, quindi o catene a bordo o pneumatici invernali, tra Poggio Imperiale e l'allacciamento con l'autostrada del Sole, quindi da Poggio Imperiale per tutto il percorso rimanente sino a Bologna. Dato tempi di percorrenza per Pescara Nord 2 ore e 14 minuti, spero che ce la potremo cavare un po' meno, con un po' meno tempo, mentre siamo arrivati all'uscita di San Severo. Chilometro 528 lasciato in questo momento, siamo nel chilometro 527. Bologna viene raggiunta tra circa 505 km in corrispondenza di Bologna-San Lazzaro. Prossima uscita Lesina Poggio Imperiale tra 20 km. Dicevo appunto Bologna-San Lazzaro, estremità orientale della città di Bologna. Dopodiché inizia il tratto bolognese con la tangenziale di Bologna in complanare rispetto all'autostrada A14. Strada A14 che nel tratto bolognese tra Bologna Borgo Panigale e Bologna San Lazzaro presenta appunto la terza corsia dinamica, ossia 3 corsie per senso di marcia, 2 di marcia più 1 di emergenza, corsia di emergenza che all'occorrenza condizioni di traffico intenso diventa transitabile, quindi ampliando la possibilità di utilizzo della carreggiata.
Fantine tra 28 km. Invece i chilometri mancanti alla prossima uscita Poggio Imperiale Lesina. Chilometro 520 lasciato in questo momento, 128 km mancanti per raggiungere Pescara. Si intravede sia il mare Adriatico sia il lago di Lesina. Sette chilometri mancanti all'uscita di Lesina Poggio Imperiale, che tra l'altro sarà anche l'ultima uscita in territorio pugliese. Siamo in questo momento nel chilometro 510.
Pescara Sud. Vediamo in quanto tempo saremo in grado di effettivamente raggiungere Pescara Sud, considerando che abbiamo 3 punti di coda: Termoli, Vasto Nord e appunto Pescara Sud. Segnalati 4 km di coda per incidente al chilometro 473, ancora 34 km, dubito si possa risolvere nel frattempo. Intanto uscita Lesina, appoggio Imperiale in questo momento sulla destra, uscita per chi vuole raggiungere le località del Gargano. Prossima uscita a Termoli tra 31 km. Si cominciano a scorgere all'orizzonte le cime innevate dell'Appennino abruzzese. Servizio Torre Fantine tra poco più di 9 km. Tanto siamo in avvicinamento a un'area di cantiere, un doppio flesso a sinistra. Viadotto Fortore 170 metri. E lasciamo in questo momento il chilometro 500. Quindi dietro di noi 243 km per Taranto, davanti a noi 500 km per l'allacciamento con l'autostrada del Sole dopo Bologna. Sono 23 i chilometri mancanti alla prossima uscita Termoli.
Tanto davanti a noi si scorge chiaramente il massiccio della Maiella, piuttosto innevato, abbondanti nevicate delle scorse settimane. Siamo arrivati all'area di servizio Torre Fantine Est, in questo momento sulla destra. Tanto si sono fatte le ore 13:01, sempre domenica 5 gennaio 2025, temperatura esterna non male, sono 15 gradi. Incredibile quanto si riesca appunto a vedere con nitidezza la Maiella, nonostante siano circa un centinaio i chilometri che ci separano, probabilmente poco meno in linea d'aria, una novantina di chilometri. Mentre entriamo in questo momento al chilometro 490, sono 15 chilometri mancanti per raggiungere Termoli, unico casello autostradale presente nell'intera regione Molise. In realtà le rampe di svincolo del casello di Vasto Sud sono in territorio molisano, ma il casello poi è di fatto in territorio abruzzese. Viadotto Saccione, 340 metri, lasciamo la regione Puglia, provincia di Foggia, ed entriamo in regione Molise, provincia di Campobasso. Purtroppo regione Molise è un po' trascurata dal punto di vista della viabilità. Si parlava all'inizio degli anni 2000, durante il governo Berlusconi, quello che è durato dal 2001 al 2006, insomma era stata finanziata la società Autostrada del Molise SPA, che però è stata poi chiusa definitivamente tra il 2008 e il 2010, quindi un nulla di fatto, un buco nell'acqua. Invece regione che avrebbe di fatto bisogno di un'autostrada in senso trasversale, autostrada che potrebbe correre tra Caianello e Termoli, di fatto toccando sia Isernia sia Campobasso, i due capoluoghi di provincia della regione Molise, ma che poi secondo me avrebbe bisogno di qualche ulteriore diramazione. Ad esempio una che vada da Isernia sino alla A25 ad allacciarsi nei pressi di Avezzano, in modo da creare un percorso autostradale diretto sulla direttrice Napoli-Pescara. E poi, perché no, allacciare la città di Benevento, il raccordo autostradale 9 con Campobasso, autostrada del Molise che chissà se mai si farà, ma se non si dovesse fare l'autostrada si potrebbe benissimo fare una strada statale con caratteristiche di superstrada, quindi strada extraurbana principale. Tanto lasciamo il chilometro 485 in questo momento, prossima area di servizio Rio Vivo. I chilometri mancanti all'uscita di Termoli. Tanto abbiamo sempre coda nei pressi di Termoli dovuta all'incidente, una coda con tratti piuttosto fermi, e quindi ce la dovremmo gioco forza fare tutta. Pare in aumento anche la coda dopo Vasto Nord, mentre si è
Pescara Sud. Se nel frattempo che ci facciamo la coda di Termoli si risolvesse quella dopo Vasto Nord, non sarebbe male. Tanto dopo la prossima curva a destra inizierà il rallentamento, quindi in queste situazioni bisogna sempre stare pronti, occhi sulla strada, riflessi pronti al massimo. Dovremmo appunto incontrare il rallentamento tra non molto, tra qualche centinaio di metri, mentre lasciamo in questo momento il chilometro 480, sono 88 i chilometri mancanti a Pescara Sud. Iniziamo a mettere le 4 frecce per avvisare il traffico che segue. Che rallentano molto poco. E siamo arrivati al preannunciato rallentamento, che non è un rallentamento, è una vera e propria coda. Tanto stiamo per transitare sul viadotto Biferno, 900 metri. Allora, c'è un segnale che previsa in un cantiere a 3 km, chissà se questa coda è veramente dovuta a un incidente o a un cantiere fatto male, come spesso accade in questi tratti della A14.
Intanto siamo miracolosamente riusciti a mettere un po' di sound da Epidemic Sound. Avvicinamento tra poco più di 1000 metri, uscita Termoli. Guglionesi, Palata, Campomarino, Larino e Campobasso attraverso la strada statale 87 Sannitica, raggiungibili dall'uscita Termoli, oltre che gli imbarchi per le isole Tremiti. Credo che in maniera anomala la corsia di sinistra sia un po' più veloce, quindi provo a spostarmi mentre ci avviciniamo a un'area di cantiere.
segnalato un doppio flesso a destra, mentre siamo arrivati in questo momento all'uscita di Termoli, chilometro 476. Prossima uscita Montenero di Bisaccia, Vasto Sud San Salvo, tra 22 km. Come detto prima, questo casello Vasto Sud, le rampe fisicamente si trovano in regione Molise, mentre il casello è di fatto in regione Abruzzo. Entriamo in questo momento nel chilometro 475. Tanto c'è ancora circa 1 chilometro di coda. Adesso quella di sinistra pare essere la corsia sbagliata, più o meno anche la destra si ferma. Cambio di corsia non consentito con questa segnaletica di cantiere, linea continua. Di destra sembra essere nettamente più veloce in questo frangente. Viadotto La Gatta a 230 metri.
prossima area di servizio Rio Vivo tra 2 chilometri. Intanto potrebbe essere di fatto terminata l'area di rallentamento, cambi di corsia su linea continua. La segnaletica di cantiere in questo paese non è un optional, di più. E sì, possiamo dire che siamo finalmente usciti da questa coda nei pressi di Termoli. Ancora presente la coda dopo Vasto Nord, anche se pare che si stia risolvendo. Non vorrei mettere però il carro davanti ai buoi. Chilometro 473, entriamo in questo momento. Tra poco dovrebbe anche terminare quest'area di cantiere. Area di cantiere che finalmente termina, area di servizio Rio Vivo Est in questo momento sulla destra, prossima uscita Vasto Sud San Salvo Montenero di Bisaccia. E a questo punto, dato che sono riuscito a inserire inaspettatamente il sound, lo manterremo durante il resto della percorrenza. Davanti a noi si apre e si scorge chiaramente il Mar Adriatico. Prossima area di servizio Trigno tra 14 km. Traffico piuttosto sostenuto, ricordo oggi domenica 5 gennaio 2025, in questo momento ore 13:28. Domani giornata da bollino nero, domani proprio giornata da controesodo, quindi le direttrici principalmente in direzione nord A1 e A14 avranno numerose aree di congestionamento, però secondo me alcuni hanno iniziato oggi la risalita. Quindi numerosi veicoli che rientrano e risalgono lungo lo stivale. Lasciamo in questo momento il chilometro 470, sono 78 i chilometri mancanti per raggiungere Pescara Sud. Il prossimo rallentamento, la prossima coda a tratti tra Vasto Nord e Val di Sangro. Vabbè, la Polo vuole cavalcare la linea tratteggiata. Chilometri mancanti all'uscita di Vasto Sud.
quantità di veicoli relativamente elevata. Queste condizioni bisogna sempre prestare la massima attenzione, mantenere gli occhi sulla strada, i rallentamenti sono improvvisi. Viadotto Marinella, 340 metri. Adesso al chilometro 458, 5 km mancanti all'uscita di Vasto Sud, viadotto Mergolo, 230 metri. Area di servizio Trigno Est, in questo momento sulla destra. Prossima area di servizio Sangro, 30 km.
l'uscita Montenero di Bisaccia, Vasto Sud, San Salvo, Agnone Cupello, Trivento, Isernia, tra le località raggiungibili dall'uscita Montenero di Bisaccia, Vasto Sud, San Salvo. In questo momento sulla destra, come ho accennato prima, le rampe di questo svincolo sono fisicamente nella regione Molise, ma proprio in questo momento lasciamo appunto la regione Molise ed entriamo in regione Abruzzo, provincia di Chieti. Di Chieti, che si estende sino in realtà praticamente a Pescara, comprendendo quello che è il casello di Pescara Sud, ma anche quello di Pescara Ovest, situato sostanzialmente in corrispondenza dell'allacciamento con il raccordo Chieti-Pescara. Buonanotte, 270 metri. In questo momento il chilometro 450, sono 58 i chilometri che ci separano da Pescara Sud. Viadotto Giustina, 410 metri. Viadotto Franco, 380 metri. Prossima area di servizio Sangro, tra 20 km. Viadotto Ilde, 480 metri. Prossima uscita Casalbordino Vasto Nord, tra poco più di 10 km.
270 metri. San Lorenzo Est, in questo momento sulla destra, ancora segnalate code a tratti fino a Pescara Ovest, Casal Bordino Vasto Nord tra 4 km e mezzo, sicuramente è presente un rallentamento importante con una leggera coda. Chilometro 438, uscita Casal Bordino Vasto Nord. Tanto pare in realtà essersi parzialmente risolta la coda dopo Vasto Nord. Avremo comunque qualche rallentamento, quindi bisogna prestare la massima attenzione. Prossima uscita Val di Sangro, 15 km. Chilometro 435. Viadotto Difesa Vecchia, 160 metri. Prossima area di servizio Sangro, tra 7 km. Viadotto Pozzacchio, 270 metri. Siamo ormai
di fatto entrati nel tratto un po' più tortuoso della A14, viadotto Selvotta a 320 metri, caratterizzato da un susseguirsi di viadotti e più avanti anche di gallerie. Tratto che interessa grosso modo il tratto meridionale delle Marche, il tratto abruzzese, tratto un po' più impervio dal punto di vista dello sviluppo del tracciato della A14, al contrario dei tratti estremi, il tratto emiliano-romagnolo e il tratto pugliese, che sono pressoché pianeggianti e rettilinei. Viadotto Acquachiara a 315 metri, chilometri mancanti alla prossima uscita Val di Sangro. Intanto ci stiamo avvicinando a un'area di possibile rallentamento, quindi bisogna prestare attenzione. Circa 500 metri, 1 chilometro. Lasciamo il chilometro 430. Viadotto San Savino 320 metri. Abbiamo proprio il rallentamento davanti a noi. Area di servizio Sangro Est in questo momento sulla destra. Prossima area di servizio Alento tra 35 km, la quale conto magari anche di fermarmi. Io dovrò poi proseguire dopo Pescara Ovest sull'autostrada A25 e arrivare sino a Roma. Contavo di fermarmi sulla A25, però mi sa che anticipo, con l'idea poi di proseguire diretti fino a Roma, al limite effettuare un'ultima sosta poco prima di raggiungere la capitale. Ore 13:53 in questo momento. Viadotto sul fiume Osento 140 metri.
davanti a noi che si erge maestoso. Rallentamento, stavolta un po' più importante sembra. Sul fiume Sangro, 340 metri. In avvicinamento, uscita Val di Sangro. Area di servizio Alento tra 29 km, Casoli, Roccaraso, Paglietta, Tessa, Fossa Cesia, Roccasalegna, Bombay, Parco Nazionale della Maiella, raggiungibili dall'uscita Val di Sangro in questo momento sulla destra. Prossima uscita Lanciano tra 8 km. Lasciamo il chilometro 420, sono 28 i chilometri che mancano a raggiungere Pescara Sud.
viadotto Ster-Bari, 180 metri, 4 km mancanti alla prossima uscita, Lanciano. Tanto sono sempre segnalate code a tratti sino a Pescara Ovest, viadotto Foce, 180 metri. Corburo, 360 metri. Viadotto Novella, 140 metri in avvicinamento, uscita Lanciano. Rocca San Giovanni, San Vito Chietino e l'Abbazia del Miracolo Eucaristico raggiungibili dall'uscita Lanciano, mentre transitiamo sul viadotto Fontanelle. Prossima uscita Ortona, 9 km. Dopodiché, dopo Ortona, si giungerà finalmente a Francavilla al Mare, Pescara Sud. Viadotto Feltrino, 1260 metri. Tanto sono segnalati dei possibili rallentamenti tra circa 1-2 km, quindi massima attenzione, occhi sulla strada. Lasciamo in questo momento il chilometro 410, 18 km mancanti a raggiungere Pescara Sud. Viadotto Sant'Angelo, 230 metri. Ci potrebbe essere un rallentamento tra poco, 5 km mancanti a Ortona. Ecco, davanti a noi il rallentamento come previsto,
viadotto Moro 1130 metri. La gente, ragazzi, cioè molti automobilisti sono convinti che mettere la freccia dà automaticamente il diritto e la possibilità di cambiare corsia. Ho messo la freccia, in realtà bisogna avere lo spazio, ma non solo bisogna avere lo spazio, bisogna anche fare in modo di non compromettere la distanza di sicurezza dei veicoli dell'altra corsia, perché noi sempre tra due veicoli ci andiamo a inserire. Se questi due veicoli hanno una distanza di sicurezza minima, molto pericoloso inserirsi in mezzo a questi due. Il tutto, come abbiamo visto, per guadagnare nulla. Tanto dovrebbe terminare a breve quest'area di rallentamento. Il nostro sciatore col Volvo, sciatore perché ama fare lo slalom, doveva andare a sciare e non venire in autostrada. Slalom che serve a nulla, come potete vedere serve proprio a nulla. Tanto lasciamo in questo momento il chilometro 405. In avvicinamento uscita Ortona. Tanto dovrebbe terminare quest'area di rallentamento, viadotto Saraceni 180 metri. Tollo, Crecchio, Orsogna, Guardia Grele, le località raggiungibili dall'uscita Ortona. Uscita Ortona in questo momento sulla destra. Entriamo adesso nel chilometro 403, prossima uscita Pescara Sud, Francavilla, tra 12 chilometri. Siamo ormai arrivati quasi alla fine di questo video della serie Real Time 4K autostrada A14 Adriatica, tratto Foggia-Pescara. Ho messo un po' di più di quanto preventivato, però dai, non è andata malissimo. C'è chi ci ha passato le giornate su queste carreggiate. Viadotto Riccio Secondo, 360 metri.
viadotto tra 9 km, mentre transitiamo sul viadotto Riccio I, 230 metri, area di servizio a lento, in corrispondenza della quale terminerà questo video, quindi 1 chilometro prima di raggiungere effettivamente lo svincolo di Pescara Sud. Poi il mio viaggio, come detto prima, proseguirà verso Roma sull'autostrada A25 poi A24. Filmerò il percorso Pescara-Roma in real time 4K, perciò se volete vedere la prosecuzione del viaggio rimanete sintonizzati su Highway Italia mentre stiamo transitando sul viadotto Brusciano. Lasciamo esattamente in questo momento il chilometro 400, viadotto Lupo 230 metri, 400 i chilometri davanti a noi di autostrada A14 sino all'allacciamento con l'autostrada A1 del Sole dopo Bologna. Dietro di noi 343 chilometri da Taranto, 743 chilometri la lunghezza totale dell'autostrada Adriatica. Viadotto Arielli 590 metri, intanto sembra esserci un leggero rallentamento davanti, un po' di slalom, veicoli indecisi, cambi di corsia repentini. Che si è fermata in una piazzola di sosta non per emergenza. Ricordo che nelle piazzole di sosta ci si può fermare solo per emergenza e non per sgranchirsi le gambe come fanno molti. Infatti è comunque una sosta, per quanto sia in una piazzola, è una sosta pericolosa. Viadotto San Clerico 120 metri, ma mancano 4 km, ultimi 4 km di percorrenza sino a raggiungere l'area di servizio a lento, 1 chilometro prima dell'uscita di Pescara Sud. Galleria Lazzaretto 48 metri, corta. Viadotto Cremona 135 metri. Entriamo in questo momento nel chilometro 395, viadotto Foro 1170 metri. Chiaro che questa autostrada necessita di una terza corsia che potrebbe essere un po' difficile da realizzare in questo tratto, pertanto la soluzione più conveniente è senz'altro quella optata nel tratto della 1 di Firenze, nel tratto Barberino-Calenzano, ossia la realizzazione di una nuova carreggiata ex novo da destinare a uno dei due sensi di marcia, 3 corsie, e lasciare le 2 vecchie carreggiate all'altro senso di marcia. Tanto siamo arrivati alla fine di questo
questo video area di servizio Alento tra 1 chilometro, uscita Francavilla Pescara Sud tra 2 chilometri. Quindi abbiamo percorso in real time a 4K la tratta Foggia Pescara, 1 ora e 50 di percorrenza tra Foggia zona industriale e Pescara Sud. Insomma, ci abbiamo messo un discreto tempo con questi rallentamenti. Il mio viaggio prosegue. Se vi è piaciuto il video mettete un like, se non l'avete fatto iscrivetevi al canale. Area di servizio piuttosto affollata, c'è tantissima gente in viaggio in questo momento. Ad ogni modo io vi ringrazio come sempre per la compagnia anche in questo viaggio. Ci vediamo al prossimo video. Ricordate come sempre, drive safe.